consistono nel fatto che nel caso che ci sia un bambino con dei sintomi sospetti, deve subito comunicarlo al pediatra e il pediatra decide se fare o non fare il tampone. Il problema qual è? Il problema è che i sintomi sospetti sono praticamente tutti i segnali, tutti i sintomi che normalmente tutte le più banali infezioni che un bambino durante l'anno può prendersi manifestano. Però la diagnosi differenziale fra un'infezione da Covid e un'infezione di un qualsiasi altro virus è impossibile clinicamente. E quindi l'indicazione che viene proprio dalle linee guida sono che tempestivamente il pediatra deve richiedere il tampone per distinguere in maniera immediata se si tratta di Covid o di non Covid. Il pediatra prende atto dei sintomi e se sono sintomi che sono ritenuti sospetti in base a delle normative, delle procedure precise, sono delle procedure alle quali il pediatra è obbligato a tenersi, perché sono procedure che sono previste da un DPCM. Quindi la prima cosa che viene fatto di fronte a un sintomo sospetto, il pediatra non è che può, deve chiedere immediatamente l'esecuzione di un tampone.